Sono entrate in vigore le nuove regole per gli interventi effettuati dalla Guardia di Finanza. Chi provoca volontariamente o con un comportamento gravemente imprudente una situazione che rende necessario il soccorso dovrà sostenere i costi. Lo stesso principio si applica a chi richiede un intervento senza una reale necessità o senza un giustificato motivo. Il soccorso alpino, da noi contattato, dal canto suo ci tiene a precisare. Il corso in montagna effettuato dal Soccorso Alpino e Speleologico nazionale, quindi declinato a livello locale, resta invariato, insomma le modalità di ingaggio sono le stesse. Noi siamo facciamo parte del sistema sanitario regionale, quindi interveniamo in quanto operatori di un sistema regionale che ha le sue regole, i livelli essenziali di assistenza vengono anche così detti, e il nostro intervento è assolutamente gratuito, quindi noi continuiamo a operare a livello volontaristico. Se e dove vengono previsti dei costi, una compartecipazione alle spese, è perché le regioni si sono dotate dei propri regolamenti, delle tariffe, delle tabelle di costo, però è una regolamentazione di assoluta competenza regionale nella quale noi non interveniamo. Voi fate un intervento, si trova magari una persona che non era in condizioni di doversi trovare lì con l'abbigliamento eccetera, come funziona? Sì, non sta a noi giudicare, non sta a noi stabilire se c'è negligenza, imperizia, imprudenza. In regione, da noi in Friuli, nessuno lo fa, anche se la legge regionale comunque prevederebbe una compartecipazione delle spese di soccorso nel caso di intervento di elicottero, ma non sono mai state adottate le tabelle di costo, come dicevo poc'anzi. Noi continuiamo a fare il nostro mestiere, sta poi alla regione, in questo caso non la nostra ma altre dell'arco alpino, stabilire se ci sono queste fattispecie di colpa o di dolo e quindi prevedere delle spese, insomma dei costi di intervento.